Buonasera, benvenuti. Ottavo appuntamento con Terremotus Napolitan Talent dal Teatro Trianon Viviani di Napoli. Ormai non vi devo dire più niente, un benvenuto al pubblico in sala che ogni mercoledì può entrare gratuitamente in teatro e benvenuto al pubblico che ci segue da casa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale del Teatro Trianon Viviani di Napoli. Anche questa sera 6 magnifici talenti. Noi siamo alla ricerca di un nuovo artista da scritturare nella compagnia stabile del Teatro Trianon, che vive qui in questo teatro, su questo palcoscenico, con lo spettacolo Adagio napoletano per la regia di Bruno Garofalo ed un'orchestra di musicisti straordinari splendidamente diretta dal maestro Pino Perris, oltre ad avere una compagnia di danzatori, cantanti ed attori magnifica. Chi sarà il talento di questa sera, il vincitore o la vincitrice che ci darà appuntamento poi alle finali? Non lo sappiamo, ma lo sapremo alla fine di questo ottavo mercoledì. Come sempre al mio fianco c'è lei, Tiziana De Giacomo. Buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a Terremotus. Buonasera. Sempre più elegante, Tiziana, sempre più elegante. Beh, innanzitutto dobbiamo dire che Terremotus Napolitan Talent nasce da un'idea ed è voluto dall'energia incredibile del nostro direttore artistico Marisa Laurito, che ci segue come sempre ogni mercoledì. Grazie Marisa. E intanto Tiziana è qui sempre perché possiede il segreto, segretissimo, delle votazioni. Ormai non è più un segreto. Beh sì, però mettiamo un po' di mistero. Chi ci segue magari tutte le settimane da casa ovviamente già lo sa. E beh, per i nuovi è un mistero. Però lo dobbiamo sempre motivare e sottolineare. Come dicevo, ogni sera l'ordine dei partecipanti è stato sorteggiato. Vi spiego un po' la modalità di voto. Abbiamo il pubblico da casa, il pubblico in sala e la giuria tecnica. Il pubblico da casa segue la nostra diretta streaming sulla pagina ufficiale Facebook del Teatro Trianon. Lì vengono pubblicate le foto dei nostri concorrenti e potete scegliere il vostro preferito cliccando semplicemente mi piace. La stessa modalità di voto avviene anche su Instagram, Gennaro, ma in maniera un po' più romantica. Più romantica. Perché su Instagram dovete cliccare invece il cuoricino, ovviamente sull'immagine del concorrente che preferite. Poi abbiamo il nostro pubblico in sala e il loro gradimento invece viene espresso con un applauso. Alla fine di tutte le esibizioni io e Gennaro chiameremo sul palco i nostri concorrenti e vi facciamo vedere proprio tecnicamente come avverrà l'applauso, che verrà comunque monitorato con l'applausometro. Mi raccomando, l'applauso vale per l'intensità, non per la durata, quindi può anche durare 2 ore. Ma vale l'intensità. Poi abbiamo la nostra giuria tecnica, ogni sera sempre composta da grandi professionisti. Loro acquisiranno invece in tempo reale i pareri del pubblico da casa e del pubblico in sala e ne terranno conto per formulare il loro giudizio finale, che sarà insindacabile, come sempre. Uniremo tutti i voti e a fine serata avremo finalmente il nome del vincitore o della vincitrice. Tutto chiaro? Chiaro? L'ha spiegato benissimo, brava. Abbiamo citato la giuria di qualità, la giuria di esperti, che come sempre è capitanata dal maestro Bruno Garofalo, che ci segue da casa e che è pronto con le sue schede a comunicarci in tempo reale i suoi voti, le sue preferenze. Mentre in giuria lì, e li vediamo già concentrati, ci sono i giurati proprio in sala. Il responsabile, colui il quale fa nascere, dà vita alle videoscene, alle videoscenografie di Adagio napoletano, dello spettacolo proprio della Stabile, che le ha create e che illumina la meravigliosa scenografia che avete visto già lo scorso mercoledì. Questa sera è qui con noi in giuria Claudio Garofalo. Vicino a lui c'è una delle voci di Adagio napoletano che non ha più bisogno di presentazione, anche perché questo weekend abbiamo avuto un pubblico molto numeroso e molto caloroso in teatro, che ha potuto godere di questa musica magnifica e di queste voci davvero splendide. C'è con noi anche questa sera Francesco Malapena. Attore, scrittore ed autore, insieme ad altri, di Novecento napoletano, e con noi questa sera ritorna Raffaele Esposito.
Buonasera e sempre grazie. È sempre grazie, perché il compito della giuria, come avete visto in questi 8 appuntamenti, è davvero arduo e difficile. E poi ogni sera c'è un ospite padrino ed un ospite madrina. Ma questa sera abbiamo una sorpresa, senza anticiparla troppo. No, possiamo dire abbiamo un bis? Bis? Abbiamo un bis, abbiamo un ospite... Un duo? Un duo. Sia padrino... Abbiamo sia un padrino che una madrina. Quindi Bene. accontentiamo sia te che me. Bene, allora abbiamo scaldato i motori, i nostri artisti sono pronti e una piccola cosa dobbiamo dirla, tutta l'energia dei nostri 6 cantanti, tutta la loro speranza, tutta la loro forza questa sera illuminano e sottolineano un desiderio di tutti noi, e che deve essere una speranza viva e che si realizzi quanto prima per tutti. Pace, davvero pace. Cominciamo. Primo concorrente, Toto Traversa. Eccolo qui. Vieni Toto, intanto ti do una mano. Toto, Salve. ecco, sistemiamoci, eccoci qui. Toto, tu non sei da solo? No. Intanto? No, No. vedi che Toto Cioè, di poche parole. Avete visto l'eleganza innanzitutto di Toto c'è lo Traversa? strumento lì, Sì, Gennaro? questo dovrebbe essere un contrabbasso, se non erro. Dovrebbe, Adesso sì. il maestro sta accordando. Maestro, quanto sei alto? Dimmelo, non sei microfonato, ma puoi dirmelo. Ma 1,82, credo. E lui è 1,82 credo. 3 penso, credo, non lo so. Il tuo punto di riferimento comunque per l'altezza è sempre il contrabbasso, la misuri con C'è un questo. po' di tempo? Toto, quando sei pronto Ecco. scambiamo 4 chiacchiere, perché ti vedo concentratissimo con questi strumenti particolari che ci riservano grandi sorprese, serissimo. Ah, In realtà lui è Vorrei essere Toto. un po' più loquace, ma noi chitarristi, capì? I pedali, i cavi. siete un po' concentrati su sta roba qui. Mi dici chi è il tuo collega di scena? Allora, il magico Antonio Barberi, un applauso. Eccolo qui. E loro insieme fanno Spaghetti Casanova. Ce la devi Questo lo spiegare. dobbiamo dire. Mo ce la devi spiegare, Spaghetti Sì, Casanova. spiegaci come è nato, diciamo, questo nome. Sì, Spaghetti Casanova, diciamo, è la rappresentazione del romanticismo all'italiana, che sarei io, è la mia musica. Tu sei... ok. Il baffo, insomma, lo charme, l'eleganza, il romanticismo. Tu sei il romanticismo, Sì. così. A Non so volte te sì, se- a volte, ti sei a accorto volte che- aggressivo. Molto è arrivato aggressivo, infatti. questo romanticismo, no? Diciamo che a me non è arrivato tanto, però Arriverà quando arriverà nella tua sentirai la musica. musica, sicuramente. Toto, raccontami un po' questa canzone. Dietro le quinte ci siamo fatti 4 chiacchiere. Questa canzone in realtà racconta una storia particolare. Non diciamo il titolo, ma la storia è particolare perché succede una cosa a un tuo amico. Sì. Che cosa fa? Praticamente questo mio amico ebbe la brillante idea di dire alla sua ormai ex ragazza che la tradì. Come puoi ben immaginare, lei non l'ha presa bene, e quindi una storia di un amore tormentato, un po' crudo. È un Casanova che non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta, ma si rifarà. Ma si rifarà Si rifarà. bene. Beh, Direi che iniziamo. siamo curiosissimi di sentire questo Spaghetti Casanova, questa canzone, questo brano inedito. Inedito. Di Prego. Toto Traversa, Oi Marie. Toto Traversa, Spaghetti Casanova. Oh oui, oui, canta Napoli, Napoli traditrice. One, two, two. Marito mi ha lasciato, ti hai portato pure l'anima con te. Marito non si chiude, mi ha lasciato insieme ai problemi miei. E mo sto cuore non si regni più. Oh, marito mi ha lasciato, ti hai portato pure l'anima con te. Ma tutte sera penso a te.
oi Maria, regina mia, sienta a me, ho ti ammicinato poco, perdonami poca volta t'aspetto che Maria. Oh, ma non dirmi che sei tu, non sarai mai più con me. Marito me lasciato ti portato pure l'anima con te. Ma tutta sera penso a te, oi Maria, regina mia, sienta a me. Ho ti ammicinato poco, perdonami poca volta t'aspetto che Maria. Oh, ma non dirmi che non sarà mai più con Toto Traversa! Grazie, merci beaucoup. Spaghetti Tocchi Casanova. Bene, Dai. benissimo. Adesso Toto, tu devi Smontiamo fare l'ultimo tutto. sforzo, devi portare questo microfono di là perché deve essere sanificato. Lo fai con la Anche consueta questa. eleganza, puoi staccare, il resto lo facciamo noi, non ti preoccupare. No, fai tu, No, fai tu, fa Toto, tu. non ti dico niente. Fai tu con la consueta eleganza, Vai. un po' spaghetti, Siamo? un po' Ce la Casanova, facciamo grande. per domani? Ok. Eccolo qui, il capo me lo lasci così E questo pure. lo diamo. La ringrazio. Ok, ha fatto tutto. Il microfono. Fantastici i nostri concorrenti. Stasera è molto particolare. la sera. Particolarissima, sì. E allora andiamo avanti, non Andiamo perdiamoci subito, neanche sì, un col secondo. Col secondo concorrente, Anna Maria Bozza. Eccola qui. Anche Elegantissima. lei Vieni Anna Maria. elegante. Facciamo Come me. quattro chiacchiere qua avanti. Buonasera. Eccola qui, prego, ciao. Maria, io ho una curiosità, perché dietro alle quinte abbiamo un po' chiacchierato, ma tu tra le tue competenze musicali c'hai questa, il flamenco Latin jazz. Sì, Ci racconti un po' come mai, perché, da come è nato? allora diciamo che la passione sicuramente per la lingua spagnola mi ha preso tantissimo e da questo, studiando i vari generi musicali, mi ha affascinato tantissimo il latin e il flamenco, unendoli e quindi creando queste fusion
E Col napoletano, sempre, giusto? anche Con la proprio canzone napoletana. Con la canzone napoletana e con la canzone spagnola. Infatti tu mi dicevi che sei anche una cantautrice, che Sì. è partita anche per un viaggio di ricerca proprio tuo, che ti Assolutamente. porta anche a scrivere. Oggi, senza anticipare il titolo, ci hai portato una canzone particolare, una canzone che possiamo definire moderna sicuramente, non è una canzone classica, antica, napoletana. Mi dicevi che è soprattutto un grande messaggio di speranza. Nella tua musica cerchi speranza, cerchi di dare un messaggio che è quale? Il sentirsi quanto più possibile umani. Bene, questo ci piace davvero tanto e ne abbiamo tanto bisogno. E quindi sentiamo che cosa ci regali questa sera. Di Del Prete Gallo, di mano Anna Maria Bozza. A fra poco. Di mano col sole ma siete già l'era sincera che voglia campare di mano e mi guardi in tuo specchio ma faccia più bella per te, solo per te. Di mano, senza odio e rancore, ricorda e parole che bruciano l'anima sera. Che stasera che non passa mai aspettando a te, sto aspettando a te, sto aspettando di mano. Di mano speranza, sì o bene più forte o male, tu rimani stai qua. Di mano sto aspettando rimane come terra che aspetta l'acqua per non morire. Di mano aspettando rimane oh munna si muove sta vita ma solo rimane aspettando che bene rimane, sto aspettando a te, io sto aspettando a te, sto aspettando rimane. Di mano l'amore
lasciati in oscura tra musica e voce all'amore di mana senza più gelosia di mana sarai per sempre se l'ero mia. Fa male ogni sera, fa male sai ne scala rassula e non ti aspetta nessuno aspettando che bene rimane, sto aspettando a te, sto aspettando rimane e oggi è già di mano. Anna Maria. Eccoci qua. Grazie Anna Maria. Anche tu ti porti il microfono dietro perché dobbiamo Assolutamente sì. sanificarlo. Grazie, a Grazie. più tardi. Anche questa sera il lavoro della giuria è durissimo, durissimo. Invece E adesso siamo solo al secondo siamo solo al concorrente. secondo, ma vedi che adesso siamo al terzo. Al terzo, lo chiamo subito, Alessandro Rea, Eccolo Alessandro. Buonasera. la nostra mascotte. posso dire. Allora Alessandro, adesso ci organizziamo perché io ti voglio dare una mano. Grazie. Perché io sto facendo anche un talent come tecnico. Che Fammi devi un fare? attimo Ah, ok, organizzare. devi- Così. Io sono il fastidio, quello là Eccoci con la qua. chitarra. Ci riesci, Ecco. Gennaro? Sei proprio tu. Ce la fai? Intanto è Sì, sì, non Dai, ti l'età. preoccupare, nonostante l'età, Se vuoi. ce la posso fare. Tutto a posto? Tutto bene? Allora vado, posso maestro? Vai. Vado. Ecco Ok, qui. ci Perfetto. siamo. Adesso possiamo fare 4 chiacchiere. Tutto a posto, poi sarai tutto perfetto? Ah, guarda. Il nostro fonico, i nostri fonici, tutto lo staff tecnico del Teatro Trianon Viviani è sempre attento per i nostri concorrenti, per i nostri talenti. Ti racconto una cosa di questo ragazzo che ha un diavolo per capello. Sì. In realtà, quanti anni hai? Ho 22 anni. Un anno più di me. Un anno più di me hai. L'ho detto, Pensa la proprio nostra un anno. Guarda, la barba non avrei detto. Non fare battute perché Scusi, no. Vabbè, no. Ti volevo dire, vuoi raccontare alla nostra amica la tua ricerca musicale? Prima mi hai raccontato di tutta la musica che hai ascoltato. Io ero molto incuriosito perché questo ragazzo ha ascoltato davvero un botto di musica, grazie anche al papà. Eh sì, devo ringraziare abbastanza i miei genitori, in particolar modo fin da piccolo sono stato educato con il cartone Yellow Submarine dei Beatles, un po' il prog rock italiano del Banco del Mutuo Soccorso, vedi. premiata Forneria Marconi, quindi devo ringraziare molto i miei genitori che mi hanno proprio educato, Pino Daniele. Poi siamo arrivati al metal, mi hai detto anche il thrash metal, eccetera, eccetera. Mi sono fatto poi ricerche personali dal punto di vista musicale, e tuttora diciamo, sto cercando di trovare il mio percorso. Bene. La tua strada. Il tuo Sei genere di piccola musica? Ancora. Diciamo pop e mi salvo. Ti sei salvato col pop, avresti voluto un pop di tutto. Un po' di tutto. Va bene. A 22 anni direi già hai beh, una ce bella n'è cultura tanta e troverai roba. sicuramente la tua strada. Grazie. Di Sansone non è cosa. Alessandro Rea. Miglior nammadicista non è cosa tra l'aria anfosa. Guardate che è successo, che t'ha fatto corti e l'ambietta. Questa bocca non mi può più consolare. A voce vena mena ma può cantare. Sì, non è cosa, lasciami stare. E poi finta niente, non mi pensare. E sì, non è cosa, e mo' che anni fa.
mi parli te, gente curiosa, senza una scusa. Ma che state, che è successo, che t'ha fatto? Corti e l'ambiente. Pure un'amica mi vuoi consolare. La voce viene meno, ma vuoi cantare. E sì, non è cosa, lasciami stare. E poi, finta di niente, non mi cercare. E sì, non è cosa e mo che chiagna fa. Sospira ora capo e guarda là. Non so pensiero tuo. Guarda là, non so pensiero tuo. O saggio già. Grazie. Grazie. Eccoci qua. Guarda, faccio sempre io, Tutto. tu prendi il microfono e te lo porti A in sanificare. quinta. Grazie. A più A tardi. E E passiamo magicamente, subito alla- se indovino, siamo al al quarto concorrente. concorrente. Enzo D'Alessandro. Arriva? Ah, è il tempo di Eccolo qui. sanificare, giustamente. Buonasera Tempo a di tutti, sanificare, eccolo Buonasera, qui. Enzo. Guarda che Buonasera. eleganza, Vieni vieni, qua vieni. al Enzo. centro. Facciamo quattro chiacchiere anche Prendi con te. esempio benissimo. dai nostri concorrenti. Sei elegantissimo, E mo sono bravo. tornato dal matrimonio. Ah, tu vedi, ecco perché. Si è trovato e è venuto un E sono attimo venuto- qui al sono passato Triano. un attimo Tu qui. non sei solo cantante, anche attore. Sì. Sì. Io mi definisco cantante perché Cantante. è la prima cosa, diciamo, la prima passione che è nata. Poi Certo. ho avuto qualche esperienza dove ho fatto anche un pochino di prosa con i musical più che altro, diciamo. Bene, tu sei nato proprio nel cuore di Napoli, qui vicino, Quartieri sei Spagnoli. Quartieri Spagnoli, sei nato, sei cresciuto e sei cresciuto con la musica napoletana e, Assolutamente e con sì, i con- cantanti anche di oggi che la rappresentano in qualche Certo, modo. certo, E certo. c'è un aneddoto che mi hai raccontato e se ce lo racconti velocemente perché è simpatico. Certo, io diciamo il mio battesimo musicale, se si può definire così, è stato con Gigi Finizio, che avevo 5 anni, dinanzi a una platea di 2000 persone perché era all'aperto, andava anche in onda su Canale 21 Ah. e cantai, io avevo 5-6 anni. Avevo 5 anni, però dissi cantavi? no, ce n'ho 6. Speravo che mi chiamava già mi chiamava a cantare a Cocco Sì, Party. con invece- lui. e quindi ebbi questa fortuna di cantare, diciamo, sul palco. Bene, adesso quanti anni hai? Tra poco 29, però mi sento già no, è perché, E noi siamo, perché non lo vuoi dire? no, perché Ti mi senti sento- vecchio? già mi sto iniziando a sentire un pochino troppo No, grande. no, che ce n'hai di Veramente strada. Hai ce 30 n'hai. anni, però posso dire che succede. Sì, Beh, vero, beh. vero. Cioè, poi ti passa, non Poi ti ti passa, preoccupare. però intanto noi vogliamo sentire adesso dai 5 ai 29 anni come canti. Cosa E è siamo successo? proprio curiosi. Va Vediamo bene. che cosa è successo. Di Costa di Giacomo, Era De Maggio, Enzo D'Alessandro. Grazie. Era de maggio e tu cadiano insieme a schiocco li c'erase rosso fresca era l'aria e tutto lo giardino
a dura pena di rosa ci passa. Era di maggio, io no, non me ne scordo, una canzone cantava matto in voce. Più tempo passa e più me ne ricordo, fresca era l'aria, una canzone dolce. E dice, coro, coro mio lontano va, tu me la sai contro loro, chissà quando tornerai. Risponde, io tornerai quando tornano le rose. Si sto giorno torna a maggio, pure a maggio sto qua. Si sto giorno torna a maggio, pure a maggio sto qua. E sono tornata e mo come una volta cantiamo insieme lo motivo antico. Passa lo tempo e lo mondo si vuota, ma l'amore per noi non potrà mica. Da te bellezza mia m'innamorai, si dalle guarda innanzi alla fontana, l'acqua là dentro no, non si secca mai, e ferite d'amore non si sana, non si sa casa nata, se fosse gioia mia, miezza staria imbalsamata, a guardarti io non staria, e ti dico, cor cor mio torna di sole, torna maggio e torna amore, fatta me che la può. Torna maggio e torna amore, fatta me che la può. Ti dico, cor mio torna di sole, torna maggio e torna amore, fatta me che la vuoi. Torna maggio e torna amore, fatta me Grazie. Eccoci. Grazie Enzo. Ci vediamo fra poco, grazie a te, A dopo. grazie a te. Intanto c'è una cosa che non vi ho detto, ci avviciniamo
alle finali, siamo già al mese di marzo, ma già dalle prossime puntate cominceremo a vedere i famosi ripescaggi. Artisti, cantanti che sono stati attenzionati, che hanno delle note particolari della giuria e che desideriamo rivedere di nuovo in gioco su questo palcoscenico. Andiamo avanti, Tiziana. Voglio cogliere anche l'occasione per ricordare al pubblico da casa che possono venire anche qui in teatro, perché l'ingresso è libero. Sì, vi aspettiamo qui ogni mercoledì fino alla fine di aprile, perché l'ingresso è assolutamente gratuito. Prego. Andiamo avanti col quinto concorrente, Gennaro Mellone. Vieni Gennaro. Buonasera. Stasera è un trionfo di eleganza. Sì, che bello. Gennaro, io so che tu sei appassionato della canzone classica napoletana. Non da molto, saranno una ventina d'anni. Non da molto. L'altro ieri. Com'è nata questa passione? È nata, diciamo, io ho uno zio che vive in America, è un tenore leggero e ascoltando lui mi ha trasmesso questa passione anche a me e quindi l'ho coltivata e ho iniziato a fare lezioni di canto e ho visto che ci riuscivo. E, quindi, e piano piano ti sei continuato, trovato hai fatto bene. sul palcoscenico. Questa è la prima volta che faccio un casting, quindi mi auguro che vada bene. È la prima volta che fai un talent, perché talent, questo sì, è un sì, talent, un talent. Terremotus Napolitan Talent. Bene, e tu questa sera ci regali una canzone che è una storia particolare, che è una storia d'amore. Non diciamo ancora il titolo. Perché hai scelto questa canzone? Diciamo è una delle canzoni mie preferite. Ah. Quindi il mio cavallo di battaglia, io ho iniziato con Sole mio. Poi, roba da poco. Sì, poi ho soldato innamorata. Roba da poco. E adesso ci regali questa. E siamo non diciamo il titolo, ma lo dice la mia collega. Di Bovio Lama, Reginella, Gennaro Mellone. Tu sei fatta una vesta scullata, una capella che nasce e che rosa, stiva miesa a 3 o 4 sciantosa e parlavo francese così. Fu la chiera che t'aggi incontrata, fu la chiera tu ne d'agnorsi. T'aggi voluta bene a te, tu mi hai voluta bene a me, ma non ci amiamo più, mai potuto, distrattamente pensa a me. Regine, quando stiva conmigo, non mangiava capane e cerasa, non campava che vase e che vaso, e cantava gli agnelli con me. Io cardilla cantavo cottica, Reginella va bene sto re. T'aggi voluta bene a te, tu mi hai voluta bene a me, ma non ci amiamo più, mai potuto, distrattamente pensa a me. Grazie, grazie. Grazie Gennaro, come già sai il microfono ti accompagna dietro le quinte perché deve essere sanificato. Sempre.
Sempre, anzi... Questa settimana io ho fatto 4 tamponi, devi Tu hai sapere. fatto 4 tamponi, brava. Ormai per un po' di raffreddore. Va bene, bisogna farlo. Sono raffreddata, quindi tranquillo. Ma se non sbaglio siamo alla fine. Sì, sesto concorrente. Elisabetta Maschio. Eccola qui. Acceso? Vieni, Buonasera, Elisabetta. prego, Elisabetta. Funziona il microfono, forse l'hai spento. Ah, ecco qui, acceso. Provalo un po'. Eccoci qui. Elisabetta, per venire su questo palcoscenico ha attraversato mari, monti, perché vieni da... Ischia. Che bello, che spettacolo. Elisabetta è una cantante e anche attrice. Devi sapere, sì. Si cimenta in spettacoli musicali ed altre forme di spettacolo, è una performer, una vera e propria performer. Ma la tua passione per il canto? La mia passione per il canto nasce grazie ai miei genitori, perché mio papà è un baritono e mia mamma è un soprano e il loro repertorio è molto vasto, però c'è un particolare amore per la canzone napoletana classica e da lì mi sono appassionata anche io alla canzone napoletana e adesso sei qui, sono qui adesso. Ma non sei sola perché sei accompagnata dal maestro Silvano Trani. Ecco il maestro Trani, prego. Buonasera, maestro. Si accomodi pure al pianoforte, noi intanto scambiamo altre 4 chiacchiere. Che cosa cantavi da piccolina te? Da piccolina cantavo, il mio cavallo di battaglia era Passione. Ci sono dei video di me piccolina sul letto insieme al mio papà e come ninna nanna mi cantava Passione, però diciamo che fino a un certo punto sopportavo, poi ci sono i video in cui dico basta papà non ce la faccio più, però poi inizio a cantare. Ma te quanti anni hai? Io adesso sì? 24. Ma vedi i giovani. Io quando ero piccolo cantavo, che ne so, Viva la pappa col pomodoro. E loro invece Passione. Passione. Solo sì. canzoni napoletane poi cantavi? Da piccola sì e no, hai capito? Anche qualche canzoncina ovviamente tra lo Zecchino d'Oro, però per lo più canzoni napoletane. E questa sera una bambina. Ma questa sera lei ci canta una canzone che è una storia veramente bella, come tutte le canzoni classiche napoletane, che è? Di e a Mario, presentimento, Elisabetta Maschio. Grazie. Chiagnerà quando sto in braccio a te, se tu ti senti stringherà più forte voto non lo sai perché, saccia che ti già perderà, senta che ti allontana, a tu te ne voglio prima rimane, per non tornare più a me e non ti saccia dicere perché mi attacca a te più forte l'ellera ma l'ellera potrei morire con te così. Si è destinata già, ora che sanno spartera, nessuna cosa è poi più avvicinata. Più e braccia t'incatenano, più ancora risa a Dio, a come scura sto destino mia, questa fatalità. E non ti saccia dicere perché mi attacca a te più forte l'ellera ma l'ellera
fronna tornano, a ottobre fa carè, si tutto torna a nascere, qua primavera ci può stare per me. Chi cuore stracqua, chi agnara, chi innamorato io sento, si moce sparte stu presentimento, perché m'attacca a te. E amore, amore, abbracciami con mi t'abbraccia e songa per l'ellera, l'ellera songa, l'ellera, potrei morire con te così, l'ellera come l'ellera, potrei morire con te così. Grazie. Grazie. Grazie maestro, grazie Elisabetta. Grazie. Ci vediamo tra pochissimissimo, diamo il tempo al nostro pubblico da casa per votare anche per la nostra Elisabetta, spiegando quello che succede adesso, soprattutto a voi che siete in sala. Ci siete? Sì, ora è il momento vostro. Bene, bene, adesso è il vostro momento. Adesso è il momento dell'applausometro. Siete voi i protagonisti. Noi chiameremo i nostri cantanti che si disporranno in una bella ed ordinata fila e saranno chiamati dalla nostra Tiziana nell'ordine con il quale si sono esibiti. E voi farete l'applauso appena vengono avanti. Facciamo finta che io sono un cantante e Tiziana mi chiama. Io sono nella mia bella fila. Gennaro Monti. Adesso mi piace. Grazie. Gode Troppo lui. buoni i vostri numeri, vi conosco tutti. Bene, quindi siamo pronti, possiamo procedere. Facciamo entrare tutti i nostri cantanti, Prego, i nostri ragazzi. 6 concorrenti di questa sera. Prego. Eccomi. Facciamo una bella fila qui, una Arrivano. bella fila. Eccoci, qua, eccoci, eccoci, belli eccoci, ordinati. eccoci, Ci eccoci. E quando Tiziana chiamerà magicamente il vostro nome, faremo un passo in avanti per ricevere l'applauso. Tutti pronti? Toto, Chiaro? tu sei concentrato? Perfetto, lo sapevo, come al solito. Non ti smentisci mai. Prego, Tiziana. Primo concorrente, Toto Traversa. Ok, ci siamo? A posto? Grazie, Toto, grazie. Secondo concorrente, Anna Maria Bozza. Terzo concorrente, Alessandro Rea. Quarto concorrente, Enzo D'Alessandro. Quinto concorrente, Gennaro Mellone. Non scappate. Sesto concorrente, Elisabetta Maschio. Beh, innanzitutto vi consiglio di andare a corsi di non timidezza dal nostro Sì. Toto Traversa ogni mercoledì. Però intanto un grosso applauso a tutti e tutti. 6 i nostri talenti. Bravi. Grazie, 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 Siete grazie, bravissimi grazie, tutti. grazie. Ve lo prometto, ci vediamo tra pochissimo. Intanto Prego. dietro le quinte, grazie. Adesso è il momento. Diventa sempre difficile. Sempre difficilissimo, vedi che la giuria è al lavoro. Ora raccogliamo i dati dei mi piace da casa e dei cuoricini che valgono soltanto fino all'ultima esibizione. Il voto da casa, voglio essere chiaro, è il momento dell'ospite padrino e dell'ospite madrina. Sì, Abbiamo Gennaro. una sorpresa. Abbiamo una sorpresa perché ne abbiamo due.
sono due grandi artisti che proprio recentemente si sono esibiti, abbiamo avuto l'opportunità e l'onore di ascoltarli proprio sul palco del Trianon. Certo, perché hanno proprio un progetto che portano in scena, sì. E poi ci racconteranno. Lei è una meravigliosa cantante, una voce napoletana straordinaria e non solo, lui compositore e direttore anche di una delle recenti edizioni di Novecento napoletano. Chi è? Chi è? Lo sai che non so chi è? Dimmi Io nome e li cognome. chiamo. Chiamali. Francesca Colapietro e Mariano Bellopede. Eccoli qua, vieni, Buonasera. vieni. Vediamo, funziona perché ho sempre il... vado vedi io che nelle di là. sanificazioni possa accadere qualcosa. Bene, devi sapere che io ho avuto il piacere di conoscere questo signore qui qualche tempo prima di questa splendida signora qui. L'ho conosciuto proprio al Novecento napoletano, eravamo giovani ed invincibili. Lui è ancora giovane ed invincibile. Coi io capelli, invece- sottolinea, Coi 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 capelli. E poi li ho rincontrati in un altro spettacolo, sempre con Bruno Garofalo, Nicola Piovani, Vincenzo Cerami e la signora Marisa Laurito. E ho visto crescere questa collaborazione artistica. Sì, tu hai visto crescere la collaborazione artistica e noi abbiamo visto crescere due bambini. Già, perché poi sono sì, diventati infatti, una coppia sono e una quindi è coppia. nato anche un amore. Come fate a gestire? Questa è una domanda un po' gossip, dai, concedimela. Dai, facciamola. Come facciamo a fate a gestire i gestire bambini? il lavoro con la vita privata? Riuscite? Litighiamo Infatti. Litigate oppure no? Andate Non è d'accordo? vero, dai, non litighiamo tanto, no, assolutamente. Ma se prima di venire qua stavamo litigando. Ma io ho sentito litigare dietro le quinte. Non è vero, La non li... tonalità non è quella. così, con le Vabbè, altre litigavate per lavoro. Ok. Allora Vedi, ci prima sta. infatti hanno litigato per chi manteneva il microfono, vedi che se l'è accaparrato lei. Sì, ho detto parlo io stasera. No, Va bene. invece la cosa bella è che sul palcoscenico del Teatro Trianon di Napoli voi avete un progetto magnifico che attraversa le 1000 stanze della canzone napoletana, le 1000 possibilità di rivederla e di in qualche modo rimiscelarla, così ci siamo detti, con la collaborazione e le ospitate di altri nostri amici professionisti. Ce la volete spiegare un po' meglio perché c'è una data vicinissima? Sì, allora la prossima data è venerdì 4 marzo, infatti vi aspettiamo tutti. Assolutamente. numerosi. Assolutamente, sì. Allora, lo spettacolo si intitola Le 1001 Napoli ed è inserito all'interno delle conferenze cantate proprio del Teatro Trianon di Napoli. Allora, quando uno pensa a una conferenza, solitamente pensa a qualcosa di parlato e noi ultimamente abbiamo tentato di chiedere a Napoli di parlare, di dirci qualcosa. Però per il momento Napoli non ci risponde e quindi nel frattempo, aspettando che Napoli ci porti queste risposte, noi abbiamo deciso di raccontarlo attraverso un percorso musicale fatto di 7 incontri. Ogni incontro ha un tema differente, per ogni tema ci sono dei racconti e per ogni racconto ci sono tante bellissime canzoni. È il tema di questo appuntamento prossimo? Il tema di venerdì è Napoli vista dai forestieri, ovvero tutti artisti non napoletani che hanno cantato Napoli, che hanno scritto di Napoli e che insomma la portano nel cuore e l'hanno omaggiata. Maestro, vuole dire qualcosa? Ma vuole il microfono? Ora lo tratta da vedere. Maestro, guarda, Avete capito? io non Sì, l'accompagnerei più. Guarda, solo No, per questo. dopo che faccio un tono sopra. Così. Esatto, bravo. Sì, no, tra l'altro venerdì è 4 marzo e la scelta non è casuale perché il 4 marzo è il compleanno di Lucio Dalla. Come no. Grande Lucio. Noi siamo molto legati a Lucio Dalla, tra l'altro la nostra seconda, cioè la piccolina si chiama Futuro. Insomma, Che poi per un filo magico dell'arte e del caso, Lucio Dalla era legato a questa città. in una proprio maniera per questo abbiamo indissolubile. scelto di comune accordo con Marisa Laurito, abbiamo scelto di fare questa puntata, quindi Napoli vista dai forestieri, il 4 marzo. Che bello. Cioè, si parlerà di Mozart, Goethe, ma anche di Céline Dion che ha cantato in napoletano e finiremo con Lucio Dalla che ovviamente ha cantato Caruso, insomma, quindi è un percorso molto interessante. Devo dire la verità, ci stiamo divertendo moltissimo. Un'altra tappa imperdibile del vostro viaggio perché sarà la terza, ha un abbiamo bel fatto già successo. le prime Come no. 2, sono andate benissimo, ci stiamo divertendo e con noi sul palco ci sono 2 musicisti meravigliosi, Marco Fazzari alla batteria,
Daniele De Santo al contrabbasso, e veramente si è creato un bel suono, devo dire la verità, insomma, ora a prescindere dalle battute della meravigliosa voce di Francesca. Di Francesca. Comunque, insomma, è stato poi la cosa che mi ha fatto innamorare di lei. Quindi non prendere mai la Rauschedi, perché altrimenti... No, sì. Invece stavamo parlando, come sempre accade quando ci vediamo dopo tanto tempo, stiamo ore e ore a parlare anche di partite di calcetto che abbiamo fatto, che però poi subito dopo abbiamo, grazie, avevo l'ernia al disco. Abbiamo subito abbandonato, ma tra le 1000 storie d'amore, storie particolari della canzone napoletana, antica, moderna, tutto quello che abbiamo ereditato, tu hai trovato 1001 modi anche di riarrangiare, di contaminare. Francesca ha trovato altri 1001 modi di cantare. In effetti dove stiamo andando questa vostra ricerca, questo vostro viaggio, dove ci sta portando? Guarda, alla fine io questa risposta vorrei che poi alla fine ce la desse il pubblico, perché ti dico la verità, gli arrangiamenti che escono fuori da un trio musicale, pianoforte, contrabbasso e batteria e quartetto con la voce, devo dire si sta creando un suono che, sai, a volte ci avviciniamo al jazz ma non è jazz, ci avviciniamo al pop ma non è pop, quindi alla fine devo dire la verità esce fuori una cosa abbastanza unica, e devo dire che in questo ci aiuta tantissimo anche il suono di Daniele Chessa, insomma, che cura, anzi facciamo un applauso. Bravissimo, Daniele. Assolutamente. È una squadra magnifica qui. Sì, quindi la direzione, guarda, sarà, non lo so, è una cosa che magari è anche banale da dire, però è veramente molto unica. Cioè un suono che abbiamo creato tra di noi. E non so se... lo sento abbastanza personale, ecco, questo sì. Abbastanza personale, ma adesso c'è ancora più curiosità, perché il 4 aspettiamo tutto il pubblico qui. Sì, ma restate qua 2 giorni. In questa splendida sala del Teatro Trianon Viviani. Potete riposare qui, insomma, fate un po'. Io resto qua direttamente. Tu resti qui, io resto qua al camerino lì. Un'ultima curiosità, Francesca, anche tu hai trovato 1001 modi per cantare, per cercare di dare la tua personalità a talune storie e magari anche di rispondere alle contaminazioni musicali. Quanto è bello giocare con la canzone napoletana e ritrovarsi poi sempre allo stesso punto, che è quello che in qualche modo ha una potenza meravigliosa, questa musica. Io come interprete veramente mi sento molto stimolata da questo progetto, perché è un progetto di ricerca che parte dalla tradizione, da quella che è la musica antica napoletana, ma arriva veramente ai giorni d'oggi, ed è appunto è stimolante perché mantengo l'identità, io sono napoletana, fiera di esserlo, ci spostiamo e andiamo, cioè è un viaggio, e quindi ovviamente tutto coadiuvato dalla bravura del maestro Mariano Bellopede. Allora, senza il quale sarebbe impossibile. Io so mia cara Tiziana, che loro questa sera ci fanno un regalo, un altro viaggio per poi ritornare sempre alle nostre radici. Noi ci mettiamo buoni lì nell'ombra, piano piano, non diamo fastidio. Un assaggio di un brano che venerdì farà parte dello spettacolo, quindi vi diamo una chicca, se vi piace tornate, se non vi piace tornate, un piccolo aperitivo, perché ci sono altri pezzi. E invece noi ci saremo, noi ci mettiamo qui mentre il maestro Bellopede si prepara. Ok. La colpa è solo mia, che non capisco più perché ti sto vicina. Si pure tiene un cuore, ti intacchi il cuore tu, non fai trasi a nessuno, non saccio come fare. Si parla e tu stai zitto, ma carezze, chiagni e ridi.
solo quando tu convieni e non mi importa niente, perché tu sia così. Tu mi dai risecchiata fino a me fa morire. La colpa è solo mia, che non capisco perché resta, perché non mi abbandona. Lo sai che non mi basta, perché lo sai che non è chiesto, un modo di voler bene. Non so come fai, siccome non mi arriva, che scusi mi abbracciata, rompe scelle e te nascondo, ho paura che io ma pure si potesse, non mi basta scenena da ricessa, io senza te non Grazie. Mariano Bellopede e Francesca Colapietro, grazie. Noi vi aspettiamo venerdì alle ore 20 qui in questo splendido teatro. Non avete finito, dovete venire qui con me, Eh sì, perché ora arriva il momento. Qui. Guarda che cosa vado io, perché tu? questo è un momento che non voglio perdermi. Dalla consegna della busta con il nome del vincitore o della vincitrice. La consegno qui, così La madrina, dai. Leggo io, mi piace. Ecco, niente, Maria, anche il Lui nome. dietro che sbircia. Concentrati. Già lo sai. Allora, Eccola. il vincitore di questa serata del Terremotus Napolitan Talent è Elisabetta Maschio. Eccola qui! Elisabetta, vieni a prenderti l'applauso del Teatro Trianon Viviani di Napoli. Brava. E sicuramente dei nostri spettatori a casa. Sei contenta? Bravissima. Sei contentissimissima? Bene. E intanto devi dividere questo applauso con tutti i concorrenti di questa puntata. Prego ragazzi, venite. venite, eccoli qua. Da pianista voglio fare anche i complimenti al maestro che l'ha accompagnata. Come sì, no? infatti. Complimenti Dov'è il anche al maestro? maestro. Dov'è? Assolutamente, eccolo Prego, qui. maestro. Complimenti a tutti e chissà che non ci rivediamo nei ripescaggi perché la giuria ha sempre tutto sotto controllo. Eccoli qui. Bene, allora grazie a voi, grazie al pubblico da casa, grazie di nuovo alla giuria. Intanto vi aspettiamo numerosi a tutti gli appuntamenti del Teatro Trianon Viviani di Napoli. Potete guardare la pagina Facebook e il sito ufficiale del teatro. Vi aspettiamo sempre qui. Un applauso ancora ai nostri cantanti e ai nostri straordinari ospiti, padrino e madrina, Mariano Bellopede e Francesca Colapietro. Grazie Tiziana. Grazie Gennaro e venite a trovarci a teatro tutti i mercoledì. Ciao.